cosa. Allora, sono prima di tutto una ragazza che ha già frequentato un altro corso, però mi sono reso conto oggi che le prime 100 parole le so perfettamente, dall'1 al 100 e dal 100 al 1. La seconda fase fatta oggi con lei, Erika. Federica. Sì, già dimenticata la parola. Ma non c'era venerdì vecchio. No, non c'era. Ho avuto più difficoltà perché abbinare la prima parola te con casa mi ci è voluto un po'. Adesso magari mi viene anche facile, però quando eravamo sedute una a fianco all'altro gli ho detto fammi piacere ripetimela 4-5 volte perché non riuscivo ad avere l'immagine. Questo è successo perché? Perché frequentando e lavorando con persone che tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è al di fuori del solito standard, ti dicono no, e te lo senti dire spesso, papà possiamo fare questo piuttosto che quello? No, senza spiegazione. Ma dammi una spiegazione? No, va bene, ok, non importa, e chiudi là. E a volte anche con amici, soprattutto con il mio migliore amico, Dennis, fammi un piacere, facciamo una cosa del genere, prova a leggere un pochino. Lui è non timido, ma Sotto il testo, ragazzi, è questo. Non Frequentate sapete. persone che vi motivano. Perché tante volte è più facile simpatizzare, c'era qualcuno che diceva è più facile simpatizzare con gli insuccessi altrui che con i successi altrui.